Marco De Martin al telefono e già l'anno scorso abbiamo avuto il piacere di poter vedere una rappresentazione teatrale con Marco De Martin, Amore c'è un morto in salotto. E invece quest'anno Marco De Martin è qui ad Ortisei con un'altra compagnia, MDM Productions. E domani sera la commedia teatrale Come si fanno le cose. Buongiorno Marco, di che cosa si tratta? Buongiorno a tutti e grazie a Radio Gardenia che ci ospiti. Io sono Marco De Martin e domani sera, assieme a Luigi Budel, metteremo in scena la commedia teatrale Come si fanno le cose, per la regia di Cristina Gianni, tratta dall'omonimo romanzo Come si fanno le cose di Antonio G. Bortoluzzi, Marsilio Editori. I due protagonisti, Valentino e Massimo, amici e colleghi di fabbrica, progettano attraverso un furto con destrezza di realizzare il sogno della loro vita: abbandonare il logorio e le miserie della fabbrica e rilevare l'agriturismo Monteparadiso nella foresta del Cansiglio. È una commedia in lingua italiana con alcune inflessioni dialettali del Veneto. Essendo una commedia ci sarà da ridere, ma non soltanto, perché è una commedia poetica, dove all'interno ci saranno anche delle canzoni scritte e cantate da Luigi Budel, cantate attraverso la fisarmonica. Ci saranno varie storie, a parte quella dei due protagonisti Valentino e Massimo, che è una grande storia d'amicizia. Si parlerà molto di montagna, ma non solo, ci sarà anche una storia d'amore tra Valentino e una ragazza cinese, Yu. Poi ci sarà una storia di crisi della fabbrica, una storia di spopolamento della montagna, quindi ci sono vari temi all'interno di questa commedia. E alla fine, chissà, ce la faranno Valentino e Massimo nel loro intento? Lo vedremo domani sera. Grazie Marco, invitiamo tutti a venire a vedere questa commedia teatrale e lascio a te le ultime parole. Lo spettacolo sarà domani sera alle ore 20 presso la Casa di Cultura Luis Trenker, strada Rezia 3, Ortisei. Organizza il Circolo Artistico e Culturale di Ortisei, Circolo Lia Mostra d'Ert. L'ingresso è donazione volontaria, ma vi consigliamo la prenotazione al numero di telefono 377 59 36 350. Vi aspettiamo numerosi per lo spettacolo La commedia teatrale Come si fanno le cose. Ciao, grazie!